La Procura di Vicenza, dopo aver iniziato le indagini per disastro colposo a carico di ignoti, ora apre un fascicolo specifico e procede anche per omicidio plurimo colposo per la morte di Leone Nardon, 64 anni, e del figlio Francesco di 21, inghiottiti dalla voragine che giovedì sera si è aperta improvvisamente sotto i loro piedi, trascinando con sé anche l'automobile. Nella loro casa la famiglia è chiusa nel dolore. Qualche vicino ci ha testimoniato la volontà di esprimere la propria vicinanza senza però essere ancora riuscito ad incontrare i familiari. Il sindaco ha fatto sapere che il giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino. Lo stesso primo cittadino che chiarisce anche che quel ponte era di competenza comunale. Da quel che risulta sì, la competenza è comunale perché era una strada provinciale che poi è stata declassata a comunale. Su quel ponte lì, come sugli altri ponti del comune, sono state fatte le perizie, no? Anche recentemente, e quindi non erano emerse delle perizie situazioni di rischio. Della struttura, ora posta sotto sequestro dai carabinieri, esiste un video del sistema di sorveglianza comunale che documenta il momento esatto del crollo, materiale che è già stato acquisito dalla Procura, che nominerà presto un consulente. Una tragedia che ha indotto il primo cittadino a decidere subito misure estreme di prevenzione. L'altra sera abbiamo per precauzione chiuso tutti i ponti durante la notte e la mattina è intervenuto un perito che ha verificato le strutture e man mano che venivano verificate veniva fatta l'apertura. Quando si abbasserà l'acqua del torrente potranno essere fatte ulteriori indagini. La Procura vuole accertare le responsabilità sulla manutenzione del manufatto e sulle competenze. La causa principale del crollo sarebbe da imputare all'incredibile volume d'acqua che è scesa a valle in pochissimo tempo, un evento così pericoloso che doveva essere preallertato con chiarezza, motivo ora di polemiche. Noi abbiamo ricevuto un bollettino di protezione civile regionale dove era indicato un rischio medio. Abbiamo, come facciamo in questi casi, informato la popolazione però ecco, l'evento che è capitato non è configurabile secondo me con un rischio medio. Quindi i sistemi di previsione dovremmo probabilmente rivederli.